chi poteva ha cercato nelle proprie possibilità di fare qualcosa, sia un nostro ufficiale della polizia locale, sia alcuni cittadini verso i quali sicuramente faremo anche qualche atto di riconoscimento. Dai due turisti di origine romena al passante riceveranno un encomio consegnato dalla città per la prontezza e il coraggio dimostrato nel tentativo di salvare la vita a Nicolò Luca Salmo Irago, 23enne che perdendo il controllo della sua Opel Corsa blu è finito dentro il Sile, perdendo la vita. Con loro anche l'ufficiale di polizia locale di Jesolo, Michele Citta, uno tra i primi a tuffarsi nel vano tentativo di recuperare il giovane affondato insieme alla sua auto. Si occupa anche durante l'anno, oltre che all'attività normale da agente di polizia locale, di tutta la parte di informazione e di sensibilizzazione anche con le scuole sulla sicurezza stradale, quindi un ufficiale sicuramente di grande livello che ci ha messo poco a capire la situazione e a provare a fare quello che poteva. Soccorsi che dopo l'allarme lanciato dai passanti sono prontamente giunti sul posto, sommozzatori che per un'ora hanno scandagliato anche il fondale del Sile per essere certi che nell'auto di Nicolò non ci fosse nessun altro. Ci è voluto del tempo per risalire all'identità del giovane. Di ritorno dalla nottata passata al muretto con i due amici arrivati con lui dal milanese, in quel momento con sé non aveva documenti. La macchina dei soccorsi diffusa della cittadinanza ha funzionato, quindi si è cercato di fare quello che si poteva, complesso perché ovviamente parliamo di un fiume che per quanto tranquillo sia ha una profondità molto elevata in questi punti, parliamo di 5-6 metri, non si sapeva niente della situazione, quindi non si sapeva quante persone erano coinvolte, almeno una, questo è evidente, però appunto si cercava una persona, si cercava di capire se ce n'erano altre, si cercava già di iniziare a ricostruire una possibile identità e in tutto questo appunto c'era tanta complessità. Una fuoriuscita di strada autonoma a velocità sostenuta, quella del 23enne che da via Drago ha prima divelto la staccionata di legno e poi è planato con l'auto sul Sile per poi sprofondare. Massimo riservo sulle indagini che porteranno gli inquirenti a ricostruire le cause del sinistro. Atteso nelle prossime ore l'arrivo della famiglia del giovane arrivato da Arluno alla volta di Jesolo per festeggiare giovedì il suo 24esimo compleanno con gli amici. Capirò se c'è la possibilità di sentirli, perlomeno per esprimere il cordoglio della città, perché ovviamente è successo nel nostro territorio, non riguarda un nostro concittadino, ma riguarda uno dei tanti visitatori che durante l'anno vengono a Jesolo e quindi ci dispiace che Jesolo resti in questa famiglia segnata da questo episodio. Iniziamo l'estate appunto con un primo incidente mortale, speriamo che sia l'ultimo di quest'anno.